Rammarico per la decisione presa dalla Corte dei Conti, ma fiducia per le sorti del comune di Lavagna. La commissione prefettizia fa il punto e si prepara a dichiarare il dissesto dell'ente. Taglio del nastro a Borgonovo di Mezzanego per il nuovo impianto polisportivo e polifunzionale intitolato a Don Machiavelli. Diverse le strutture realizzate per un intervento costato quasi 600.000 euro. Inaugurato il nuovo ufficio di informazione turistica a Lavagna, realizzato con i proventi della tassa di soggiorno 2018, sarà gestito in convenzione con Mediterraneo Servizi. Si allarga il bisogno di assistenza fra le persone che vivono a Santa Margherita e Portofino. È il quadro emerso dall'incontro fra il Vescovo e le opere di carità nell'ambito della visita pastorale. Una ventina di migranti accolti a Santa Margherita Ligure nel progetto SPRAR. 3 di loro, 3 giovani somali, hanno raccontato la loro storia che è stata raccolta in un volumetto. Record di iscritti per l'edizione 2019 della Rea Palus Race, 650 atleti ai nastri di partenza domenica per la corsa a ostacoli di Rapallo, previste lievi modifiche al percorso a causa del maltempo. Buonasera ai telespettatori di Tigulia Oggi. Il giorno dopo la sentenza della Corte dei Conti che ha definitivamente bocciato il piano di rientro presentato per il Comune, la Commissione prefettizia alla guida dell'amministrazione di Lavagna fa il punto della situazione. La tassazione resterà ai massimi per i prossimi 5 anni, ma il futuro sindaco che sarà eletto dopo le amministrative del 26 maggio troverà un Comune risanato sia dal punto di vista finanziario che quello della legalità. Ne abbiamo parlato con uno dei commissari, il dottor Gianfranco Parente. Sentiamo. Pensavamo di aver costruito un piano che consentisse comunque di rientrare nel debito in maniera celere, ordinata, con un'amministrazione oculata. Queste speranze insomma, si sono rivelate infondate, per cui insomma, prendiamo atto della sentenza, aspettiamo di conoscere le motivazioni. Il primo atto che la Commissione prefettizia dovrà approvare sarà la presa d'atto della sentenza e la dichiarazione del dissesto finanziario dell'ente. Una decisione, quella della Corte dei Conti, che ha bocciato il piano di rientro dalla situazione debitoria in cui si trova il Comune di Lavagna, che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai commissari che in questi ultimi 2 anni hanno guidato le sorti dell'amministrazione comunale. Chiamati in causa per debellare le infiltrazioni della malavita che avevano portato allo scioglimento del Consiglio, la Commissione si è trovata ad affrontare un altro, non meno importante scoglio che gravava sul futuro della cittadina. Il piano di rientro elaborato, con il quale il Comune avrebbe cercato di ripagare con il tempo tutti i debitori, non ha ricevuto però il via libera. Dichiarato il dissesto, una commissione del Ministero prenderà in mano la situazione contabile dell'ente, affiancando gli uffici, calcolerà la massa passiva e sulla base della disponibilità residua avvierà il pagamento dei creditori. Per i prossimi 5 anni le aliquote comunali resteranno ai massimi, mentre con il piano di rientro a partire dal 2021 avrebbero potuto iniziare a scendere. Detto questo, per i cittadini le cose non cambieranno più di tanto, i servizi saranno comunque garantiti. Dal punto di vista finanziario, il futuro sindaco avrà margini di manovra limitati, ma potrà ripartire da zero senza portarsi dietro il pesante fardello accumulato in questi anni. Rispetto alla situazione che c'è stata nel recente passato, attualmente il Comune ha una disponibilità di cassa importante, non ricorre più all'anticipazione di cassa, per cui si potrà far fronte agli impegni ordinari per la gestione dei servizi essenziali. Per quanto riguarda invece il discorso dell'organico dell'ente sovradimensionato rispetto alle reali esigenze, non ci saranno esuberi e mobilità passive, in quanto a riportare la situazione alla normalità ci hanno pensato i pensionamenti. Al momento la pianta organica, al netto dei pensionamenti che ci saranno nel prossimo futuro e di alcune mobilità che già sono state autorizzate, dovrebbe essere è composta da 82 persone, per cui c'è la concreta possibilità che non ci siano posizioni di esubero. È stato firmato il decreto per i primi risarcimenti dei danni provocati dal maltempo di fine ottobre. Il presidente della Regione Liguria, in qualità di commissario delegato per l'emergenza, ha dato avvio al procedimento di liquidazione per i primi 29 milioni di euro stanziati dallo Stato. Nei prossimi giorni verranno illustrate le modalità di presentazione delle richieste per i vari comparti privati, produttivi e agricoli. Questi primi anticipi servono a indennizzare i danni ai privati per il rientro nelle proprie residenze fino a
5.000 euro e per la ripresa delle attività produttive e agricole fino a 20.000 euro. Entro il mese di aprile inoltre verranno resi disponibili altri risarcimenti che potranno essere cumulati a quelli varati quest'oggi. E si è conclusa alle 18 di oggi su tutta la regione l'allerta meteo gialla per temporali. La Liguria è stata interessata come previsto da piogge diffuse con episodi temporaleschi forti. Alcune problematiche hanno interessato il territorio della provincia di La Spezia, in particolare la parte del Levante Spezzino. Non risultano al momento segnalazioni relative a danni alle persone né situazioni di sgombero o evacuazione di abitazioni. Tra le criticità registrate vi sono stati allagamenti di strade, scantinati e piani terra di edifici e di abitazioni. Questo per quanto riguarda il Levante, l'estremo Levante. Da segnalare anche il calo termico in corso, in particolare con il ritorno della neve in quota nelle cime più elevate dell'entroterra di Ponente e di Levante. Diversi centimetri caduti al Prato della Cipolla e al Monte Bue. Vediamo proprio le foto delle webcam della rete Limet. Fiocchi anche a Rocca d'Aveto e alle Casermette del Penna. La situazione meteo è andata migliorando nel corso del pomeriggio, anche se sul Levante potranno insistere precipitazioni ancora deboli. Un nuovo passaggio perturbato è previsto per ora per la giornata di domenica. E proprio a causa del maltempo ci sono stati alcuni risvolti anche sul nostro territorio. I tecnici della rete elettrica questa mattina sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza di un traliccio della media tensione che molto probabilmente a causa del maltempo e del vento forte soffiato nella notte si è inclinato pericolosamente. È successo nella zona di Caviborgo, a Lavagna, all'imbocco della strada panoramica. Sul posto, a garantire la sicurezza, il presidio dei vigili urbani del comune di Lavagna e i carabinieri della compagnia di Sestri Levante che hanno regolato la circolazione veicolare che non è stata interrotta. Non ci sono state interruzioni alla fornitura elettrica in quanto i cavi sulla sommità della struttura non si sono spezzati. Disagi invece questo pomeriggio a Trigoso, a Sestri Levante, a causa di un guasto ci sono stati problemi alla fornitura di gas che è stata interrotta in tutto il borgo. Sul posto a lavoro diverse squadre di tecnici dell'Italgas. Un albero caduto infine questo pomeriggio in via Tonnego a Rapallo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo per rimuovere la pianta dalla sede stradale. E le piogge delle ultime ore, pur non portando soluzione alla siccità del territorio, hanno contribuito ad una mitigazione della secchezza del terreno boschivo. Questo ha permesso ai tecnici di Regione Liguria di decretare la sospensione temporanea dello stato di grave pericolosità per incendi boschivi, almeno fino a lunedì, quando il provvedimento rientrerà in vigore. Al termine della sospensione temporanea, dunque, riprenderanno efficacia le disposizioni limitative riguardanti l'uso di fuochi in aree boschive. La politica amministrativa adesso, taglio del nastro a Borgonovo di Mezzanego per il nuovo impianto polisportivo e polifunzionale intitolato a Don Roberto Machiavelli. Costato quasi 600.000 euro, si compone di diverse strutture, tra cui un campo di calcio a 5, 2 campi da bocce e un locale per l'aggregazione. Vediamo. Un campo di calcio in sintetico a 5 spogliatoi, 2 campi da bocce, un'area giochi per i più piccoli e un edificio servizi che andrà ad ospitare uno studio medico, la pubblica assistenza e un piccolo circolo ricreativo. 600.000 euro il costo per la realizzazione del nuovo impianto sportivo di Borgonovo di Mezzanego, realizzato dal comune e intitolato a Don Roberto Machiavelli. Questo qua era un campo in terra battuta da 8-9 persone, dove ci siamo cresciuti da bambini, siamo diventati grandi su questo campo. Man mano però ha perso questa funzione, per cui siamo trovati di fronte alla necessità di voler riqualificare questa zona, mantenendo comunque la funzione sportiva di questo campo. Da qui è nato questo progetto di riqualificazione che ha permesso di creare un campo a 5 in sintetico omologato dal CONI, campo da bocce, campo multifunzionale basket e pallavolo, più un'area giochi per i bambini più piccoli e questo edificio polifunzionale dove ci sono gli spogliatoi del campo da calcio, ma ci sono anche questo locale che sarà allestito a circolo ricreativo e la parte ulteriore di questa struttura che sarà destinata ad ambulatorio del medico di base ed la proposta è per spostare la Croce Bianca in questa struttura con la protezione civile. A completare il complesso anche un impianto di produzione solare, termico e fotovoltaico da 20 kW realizzato grazie ad un bando regionale. L'intero complesso sportivo sarà dato ora in gestione per i prossimi 5 anni alla realtà vincitrice del bando di gara. Ci sarà un gestore che dovrà mantenere aperto il campo
per i più piccoli il parco giochi con orari prestabiliti con l'amministrazione comunale, mentre nel campo di calcetto, anche qua con la scuola calcio del Carasco saranno organizzati dei corsi in maniera da avere una fruizione piena, mentre negli orari serali sarà affidato al gestore anche per integrare gli incassi del campo. Allora, andiamo? Andiamo. Eccoli. A Chiavari è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e mitigazione del rischio idraulico del Rio Bona, affluente di sponda sinistra del torrente Rupinaro. Intervento che prevede una spesa di 700.000 euro, partirà entro la fine del 2019. Il progetto è firmato dall'ingegner Mauro Scaglione. Andrà ora in conferenza dei servizi per scongiurare il pericolo di allagamenti localizzati. Il corso del torrente verrà deviato dal suo letto originario, creando un nuovo rio a cielo aperto con brevi tratti tombinati, giungendo ad immettersi nel Rupinaro all'altezza del ponte di accesso alla fabbrica Ilex in via San Ruffino. E sarà la ditta 3C Tecnologie di Roma, per un importo di quasi 100.000 euro, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria degli ambienti del 7° piano del nuovo Palazzo di Giustizia a Chiavari. A breve, infatti, qui verrà trasferita la sede della compagnia di Chiavari della Guardia di Finanza. E torniamo a Lavagna. La notizia del dissesto non ha fermato la città, che prosegue nelle sue attività di promozione. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo ufficio di informazione turistica in Piazza della Libertà, un servizio che sarà gestito in convenzione con Mediterraneo Servizi. Siamo orgogliosi di riuscire ad aprire l'ufficio del turismo in sinergia con il Comune di Lavagna. I proventi sono derivati dalla tassa di soggiorno 2018. Abbiamo la speranza di riuscire a non chiuderlo, perché per noi è importante, non è solamente il punto di incontro per gli albergatori o i turisti, ma per tutta la cittadinanza di Lavagna, che qui dentro avranno informazione di eventi e quant'altro che succede nel comprensorio, non solamente qua in Lavagna, perché lavoriamo in sinergia anche con il vicinato, cioè Chiavari e Sestre Levante. Invito anche le case vacanze, che è una realtà oggigiorno, a interfacciarsi con noi, prendere tutto il materiale possibile in maniera da poter dare informazione al turista che va nelle case vacanze e associarsi nella nostra associazione in maniera da poter sviluppare, promuovere in maniera più efficace il nostro territorio. Si amplia il lavoro del Mediterraneo sul territorio, una convenzione con il Comune per garantire l'apertura dell'ufficio turistico. Sì, dopo appunto l'ufficio turistico di Sestre, anche il servizio per Castiglione Chiavarese, parte adesso il servizio su Lavagna, fatto tramite il Comune, ma soprattutto l'associazione albergatori e gli operatori turistici che hanno deciso di fare questo appunto accordo con noi, e adesso aprirà praticamente aprile, maggio, 4 giorni alla settimana, il giovedì, venerdì, sabato e domenica, e poi dal 1° di giugno invece apertura 7 giorni su 7 per tutti e 4 i mesi estivi fino alla fine di settembre. Si è appena concluso il Discover Italy. Che estate sarà per il Tiguglio e per il comprensorio? Ma diciamo sicuramente è ancora presto per dirlo. Il flusso di prenotazioni, sentendo un po' in giro diciamo le principali associazioni albergatori, forse c'è ancora un po' di calo rispetto all'anno scorso. Adesso credo che con la riapertura della strada per Portofino ci sarà un grosso impatto mediatico da questo punto di vista sui media nazionali, e quindi anche il turismo di prossimità, insomma lombardo e piemontese, tornerà ad affluire nel Tiguglio senza problemi. E anche Deva Marina avrà una nuova sede per l'ufficio informazioni e accoglienza turistica, e i locali collocati in Corso Italia sono stati ricavati da un'ex cabina con deposito ceduta dall'Enel al Comune. La struttura inoltre avrà uno spazio destinato al parcheggio delle ambulanze e dei tecnici della pubblica assistenza Croce d'Oro. L'inaugurazione del nuovo yacht sarà sabato alle 15 alla presenza dell'assessore regionale Giovanni Berrino. Domenica l'apertura sperimentale del servizio. Informazione è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 12. Le opere di carità che fanno riferimento alle parrocchie e alla Caritas hanno incontrato a Santa Margherita Ligure il Vescovo nell'ambito della visita pastorale. Ne è scaturito un quadro molto chiaro dei bisogni della popolazione del territorio, ma è anche emersa l'enorme ricchezza che queste realtà rappresentano per le comunità locali. Sentiamo.
Dici Santa Margherita o Portofino e pensi al turismo, alla ricchezza, al benessere, eppure la crisi morde anche qui. Nonostante la popolazione sia in costante calo, i bisogni delle persone in difficoltà sono diventati più complessi. Ne sanno qualcosa le moltissime associazioni di volontariato e gli enti di carità legati alle parrocchie che hanno incontrato il vescovo a San Lorenzo della Costa nell'ambito della visita pastorale, un autentico patrimonio per la città che fa fronte attraverso molteplici iniziative soprattutto al bisogno primario, quello dell'accoglienza. Il centro d'ascolto offre innanzitutto l'ascolto, che comunque nella nostra società è molto importante, perché in generale non si è tanto più abituati ad ascoltare e quindi soltanto il fatto di sedersi e guardarsi negli occhi ed essere ascoltati ed ascoltare, perché è un arricchimento reciproco, non è solo chi viene e ha un bisogno che si arricchisce, ma noi stessi che facciamo il turno abbiamo la possibilità di crescere. Il bisogno alimentare è sempre più evidente anche a Santa Margherita, dove la risposta arriva dalla mensa dei frati, dal banco di solidarietà e da Pane Nostro. Era nata parecchi anni fa nella parrocchia di San Siro per aiutare le persone senza fissa dimora che venivano tutte le mattine a prendere qualcosa per potersi sostentare. Poi da quello è diventata una cosa molto più importante, perché abbiamo avuto la collaborazione di diversi negozi che tutte le sere ci consegnano l'invenduto. E noi lo raccogliamo, ci sono diversi volontari che lo raccolgono e poi altri volontari la mattina successiva lo distribuiscono alle persone senza tetto e anche alle famiglie. Il centro di ascolto, nato oltre 30 anni fa sulla scorta dell'esperienza di Chiavari, negli ultimi anni ha allargato la propria attività ad un numero sempre crescente di persone. Mentre magari all'inizio era più una questione di povertà, appunto di senza tetto, di persone che non avevano un'abitazione, così adesso si sta molto allargando il bisogno alle famiglie, proprio per la perdita del lavoro, per magari anche separazioni dolorose, insomma, ecco, si sta allargando, ecco, la richiesta in tanti sensi. Il Comune di Sestri Levante è presente al quinto meeting del Forum Europeo della Migrazione, rivolto a funzionari di enti locali e regionali impegnati in progetti di accoglienza degli immigrati. L'evento si tiene in questi giorni a Bruxelles. Scopo è migliorare il coordinamento e la cooperazione tra i principali soggetti coinvolti nella governance europea multilivello per quanto riguarda il tema della migrazione. E a Santa Margherita Ligure attualmente il progetto di accoglienza dei migranti è strutturato su due fronti. Ci sono due famiglie e 14 giovani provenienti da diverse zone del mondo. 3 di loro, i primi 3 ospiti arrivati a Santa Margherita, hanno raccontato la loro storia che è stata raccolta in un volume. Vediamo. 3 ragazzi in fuga. Con questo titolo l'assessore all'istruzione di Santa Margherita Ligure, Betty Tassara, e la responsabile dei servizi bibliotecari cittadini, Marina Marchetti, hanno raccolto in un volumetto le storie di 3 ragazzi somali scappati dalla loro terra, approdati al CAS di Genova e successivamente a Santa Margherita Ligure, quando nel novembre dello scorso anno è stato attivato il progetto SPRAR, ovvero l'accoglienza diffusa dei migranti sotto l'egida pubblica. È un progetto che vede la governance del comune, l'ente attuatore è l'ANSA del Vasto e in parte anche la collaborazione del villaggio del ragazzo. Sono ospitate una famiglia siriana, papà, mamma e 2 ragazzi adolescenti in uno dei 2 appartamentini in via Favale, nell'altro c'è una mamma con 2 bimbi piccoli e qui ci sono attualmente 14 ragazzi di diversa provenienza. Abbiamo Pakistan, Mali, Gambia, Somalia, Senegal. I primi 3 giovani ad arrivare avevano già iniziato un percorso di integrazione e scolarizzazione. Mancavano 4 ore e io mi sono prestata volontariamente a completare questo percorso e da lì è nato il progetto di raccontare, cioè di conoscersi reciprocamente, studiando un pochino il loro percorso. Bene, Italia bene. Io ho arrivato in Italia nel 2016. Arrivo qua Santa Margherita, io arrivo nel 2018, ultima
ultima mesi novembre arrivo qua. Santa Margherita, bene, io contento di Santa Margherita. La storia di questi ragazzi è stata presentata nel corso di un semplice incontro pubblico nella ex casa dei padri Giuseppini, al quale ha partecipato anche il vescovo di Chiavari in visita pastorale. Il progetto è destinato a proseguire. Andremo avanti con tutti gli altri in modo che ognuno possa essere riconosciuto, riconoscersi ed offrire qualche frammento dalla propria storia, dal proprio paese. Lezione particolare questa mattina, lezione sull'arte di intrecciare le palme pasquali nella classe quarta elementare dell'Istituto San Benedetto di Rapallo. Invitate dalla maestra Cinzia Baldini, le parrocchiane delle Nagge del gruppo 6 di Rapallo Se, Romana Forzanini, Ondina Ravera, Pina Oneto e Laura Luglio, hanno spiegato ai bambini come si realizzano le palme. E come di consueto apriamo la nostra finestra sull'Arcidiocesi di Genova, la linea va alla redazione del Cittadino per vedere gli appuntamenti più significativi che si sono svolti e sono in programma nei prossimi giorni. Linea Genova. Un saluto da Genova. Domenica 7 aprile in tutte le parrocchie si celebra la giornata diocesana della solidarietà, che ogni anno fa luce sull'impegno della diocesi a fianco a chi è nel disagio attraverso l'opera dei centri di ascolto vicariali. In questa occasione, sabato 6 aprile, i giovani sono invitati a vivere delle esperienze di servizio in alcune realtà della diocesi, individuate come punti luce. Inoltre, sempre sabato alle ore 18, il cardinale Angelo Bagnasco celebrerà la Santa Messa per la giornata diocesana della solidarietà in cattedrale alle ore 18. Le tre associazioni della vita consacrata ligure, USMI, CISM e CIS, hanno voluto riprendere i lavori del Sinodo attraverso la proposta di una mattinata di approfondimento. Il convegno si svolge infatti sabato 6 aprile dalle 9 alle 13 alla Sala Quadrivium. Dopo l'apertura dei lavori da parte di Don Stefano Moretti ci sarà il saluto di Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo delegato per la vita consacrata ligure. Quindi l'intervento di Don Rossano Sala, segretario speciale del Sinodo dei Vescovi, e la testimonianza di Monsignor Nicolò Anselmi, vescovo ausiliare. Come già avvenuto per il Natale, l'associazione Mesi è a fianco di Genova e delle missioni. Acquistando i fatti, i prodotti dei commercianti della Val Polcevera, è possibile aiutare i piccoli produttori locali genovesi che sono stati danneggiati dal crollo del Ponte Morandi. Ma si possono aiutare anche le missioni in Burkina Faso, in particolare i bambini con disabilità. Per informazioni e ordini si può chiamare il numero 334 17 817 47 o visitare il sito www.mesi.it. Domenica 7 aprile alle ore 17:30 nel salone parrocchiale di Nostra Signora Assunta di Sestri Ponente è in programma la presentazione del volume Cattedrale di Genova 900 anni dalla consacrazione della dottoressa Grazia Di Natale. Con l'autrice interviene Don Gianfranco Calabrese, direttore dell'ufficio catechistico diocesano. L'evento è patrocinato da UXI Liguria e dal Comune di Genova attraverso il municipio del territorio. L'incontro è libero e aperto a tutti. Grazie per l'attenzione e restituisco la linea a Chiavari. Azioni per sostenere le persone con sclerosi multipla iscritte al collocamento mirato nei processi di accesso e mantenimento al lavoro. È l'obiettivo del protocollo di intesa che la Liguria, prima regione in Italia, ha firmato con AISM, Associazione Italiana per la Lotta alla Sclerosi Multipla. L'intesa punta a ridurre l'abbandono precoce, contenendo i fenomeni di esclusione dal mercato del lavoro, sostenendo interventi di abilitazione a fini lavorativi e realizzando attività sperimentali. Banca Carige, adesso nell'incontro di oggi tra le organizzazioni sindacali e il commissario Innocenzi sono state illustrate le preoccupazioni a proposito delle ventilate operazioni relative al futuro dell'Istituto di Credito Genovese. Notizia che andiamo a leggere sul nostro sito teleradiopace.com. La CISL ha chiesto che si arrivi urgentemente ad una soluzione che sappia coniugare la salvaguardia di tutti i lavoratori con il ruolo svolto dalla banca sul territorio. Chiediamo alle istituzioni a tutti i livelli che rompano il muro di silenzio fino ad oggi adottato e manifestino piena solidarietà ai lavoratori. Queste le parole del segretario generale della CISL Liguria, Luca Maestri Pieri.
Continuiamo con la cronaca. I vigili del fuoco di La Spezia sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in località Bastremoli e Sorbolo nel comune di Follo per un veicolo che si è ribaltato andando a occupare la carreggiata. Illesi gli occupanti che, usciti dal mezzo, si sono prodigati per segnalare l'accaduto agli automobilisti che stavano percorrendo la strada, segnalando l'incidente al 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con mezzi attrezzati alla rimozione del veicolo. Con l'ausilio dell'autogru la vettura è stata rimossa, non senza difficoltà, data la posizione del mezzo e la pioggia battente. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri proveniente da Santo Stefano Magra. La pagina degli appuntamenti adesso: domani alle 17 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasci a Sestri Levante verrà presentato I Magnifici a Sestri Levante, presenze nobiliari dal XVI al XIX secolo, una rilettura della storia. Pubblicato da Internos è l'ultima fatica dello storico Sandro Antonini che con la collaborazione di Barbara Bernabò e la consultazione minuziosa di numerosi archivi pubblici e privati ha tracciato un quadro della storia della Bimare finora inedito. Sentiamo. Che mondo viene raccontato da queste pagine? Viene raccontato l'insediamento, la storia di questi insediamenti nobiliari a Sestri Levante fra il 500 e il 700, quando Sestri Levante viene, possiamo dire in un certo senso, rifeudalizzata, lo dico fra virgolette, da queste famiglie patrizie genovesi che si insediano attraverso delle bellissime ville, e dobbiamo dire che Sestri Levante è uno dei pochi casi in cui queste ville rimangono ancora oggi. Purtroppo in altri luoghi sono andate perse. Perché il titolo I Magnifici a Sestri Levante? Tutti i nobili genovesi ascritti al patriziato, secondo una rigidissima regola, prendevano il titolo di Magnifici. Quelli dei patrizi che poi andavano uno scalino oltre, cioè diventavano dogi, oltre ai Magnifici diventavano anche eccellentissimi. Quindi abbiamo avuto Magnifici e abbiamo avuto a Sestri Levante anche eccellentissimi. Che famiglie sono quelle che fanno la storia di Sestri Levante? Beh, sono tutte le più importanti famiglie nobili genovesi, dai Durazzo ai Negrotto Cambiaso, agli Spinola, ai De Marini, una famiglia importante che non conosce nessuno ma che aveva comprato mezza Sestri Levante all'inizio, i Gentile, i Doria, insomma tutte le famiglie, magnifiche famiglie, i Magnifici, tanto è vero il titolo è I Magnifici a Sestri Levante, che componevano il potere della Repubblica di Genova e che a partire dal tardo 500 sono sbarcate a Sestri Levante e in buona sostanza l'hanno rifeudalizzata, edificando non soltanto le ville ma comperandosi tutti i terreni disponibili in praticamente tutto quello che c'era nella podesteria di Sestri Levante, per trasformare anche questi possedimenti in aziende di tipo capitalistico. Quindi hanno dato vita a una produzione agricola su vasta scala e poi hanno esportato tutti questi prodotti. Torna anche quest'anno l'iniziativa di solidarietà L'Uovo del Cuore, promossa dall'Associazione Culturale L'Agorà di Lavagna, che vuole donare uova di cioccolato ai bambini ospiti dell'Istituto Divina Provvidenza Cordeviola di Lavagna e alla Casa Famiglia Gulliver di Borghettovara. Grazie alla collaborazione con i due storici club di tifosi lavagnesi, il Genoa Club Ugo Vignale e il Sampdoria Club Gianni De Paoli, l'edizione di quest'anno è stata denominata il Derby. Si può contribuire versando una piccola offerta nei bussolotti appositi che si trovano nei negozi del centro storico di Lavagna, oppure donando direttamente un uovo di cioccolato nei punti di raccolta che aderiscono all'iniziativa. Per informazioni si può scrivere a info@agoradilavagna.org. E si scaldano i motori in vista della Rea Palus Race, la corsa ad ostacoli con salita al santuario di Montallegro di Rapallo, che si terrà per il quarto anno nella città con partenza e arrivo sul lungomare. Si inizia sabato, ma il clou della manifestazione è domenica mattina. Sentiamo. 650 iscritti all'edizione 2019 della Rea Palus Race. La manifestazione in programma sabato e domenica a Rapallo ha fatto registrare quest'anno il record di presenze. Nonostante la pioggia e il mare mosso di oggi, che costringerà gli organizzatori ad apportare qualche modifica al percorso, la manifestazione nel suo complesso è confermata secondo il programma. Si comincia sabato alle 14 con gare con qualifica a tempo e finale 1 contro 1 e alle 18 il contest presa d'acciaio. Il tutto in piazza
piazza 4 novembre dove verrà allestito il village che si animerà domenica mattina fin dalle 9. Domenica si entra nel vivo a partire dalle 10 con il corteo degli sbandieratori del gruppo storico Sestieri di Lavagna che partirà da piazza Cavour e raggiungerà la zona del lungomare. Qui dalle 10:30 l'inaugurazione ufficiale della manifestazione. Alle 11 la partenza della prima batteria. Partenza ore 11 con una prima serie di ostacoli in passeggiata a mare. Proseguiamo con questa running trail verso il Santuario di Monte Allegro, 610 metri di dislivello. Un percorso impegnativo ma molto divertente. Si raggiunge il santuario, si rientra sullo stesso sentiero per raggiungere nuovamente la passeggiata e nuova serie di ostacoli per raggiungere l'arrivo in piazza 4 novembre. Le batterie partiranno poi dalle 11 ogni 10 minuti. L'ultima è prevista alle 13. A partire dalle 15 la premiazione, sempre in piazza 4 novembre dove oltre alla zona dell'arrivo saranno allestiti anche gli ultimi 3 ostacoli da superare in un'unica struttura di 34 metri. La zona sarà pertanto perfettamente visibile dal pubblico per un risultato che si annuncia spettacolare. Grinta, successo, ma soprattutto forza e coraggio. Pallanuoto femminile Serie A1, riparte il campionato delle ragazze del Rapallo Pallanuoto dopo la lunga pausa dovuta alla Final Six di Europa Cup, chiusa dal Seterosa al quarto posto. Sabato le ragazze allenate da Luca Antonucci torneranno in vasca nella piscina comunale di Nesima a Catania per il big match contro l'equipe Orizzonte. Fischio d'inizio alle 16, le rapalesi attualmente terze e sono a caccia di punti per chiudere la regular season nella migliore posizione. Uno sguardo adesso alla nostra agenda per gli appuntamenti in programma per la giornata di domani. Appuntamenti in agenda per venerdì 5 aprile. A partire dalle 10 all'Auditorium San Francesco di Chiavari prenderà il via il convegno Giovani e lavoro, saper fare e saper essere, il ruolo delle competenze trasversali. Dopo gli interventi dei relatori ci sarà una tavola rotonda. Quarto appuntamento a Sestri Levante nell'aula magna dell'Istituto Nata De Ambrosis per il ciclo di incontri Scrivere la vita da Leopardi a Carosello. Alle 16 Francesco De Nicola, presidente dell'Associazione Dante Alighieri Genova, terrà la conferenza sul tema Una città in versi, letture di Pier Curci. Nella sede di Villa Queirolo a Rapallo alle 16 lezione di Rosanna Arrighi dal titolo Oggi vi presento un libro. L'incontro è inserito nella rassegna di eventi dell'Accademia Culturale Rappallese. A Chiavari invece per i corsi di cultura Emanuele Costa terrà una lezione di geografia sul tema Gli Arabi. Inizio alle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura. La scrittrice Alessia Nanni Chei sarà ospite dell'incontro promosso dall'Associazione Culturale Fons Gemina. Ritrovo alle 17 all'Hotel Riviera di Rapallo. Proseguono gli incontri biblici proposti dalle parrocchie di Cassego, Scurtabò e Valletti. Il tema quest'anno è 5 penne per il Vangelo. Alle 20:30 nel dopo scuola di Cassego verrà affrontato l'argomento Giovanni il teologo. Per i venerdì letterari a Lavagna alle 20:45 nella sala Albino della Biblioteca Comunale Daniela Soncina e Claudia Chiartelli presenteranno i propri libri rispettivamente Note di parole e È emozione. Modera Laura Pasi, letture a cura della compagnia teatrale Caras Comedy con Andrea Antonellini alla pianola. Dall'astrolabio al GPS, il titolo della videoproiezione in programma alle 21 nella sala livellara di Via del Pino a Chiavari. Il relatore sarà il comandante Ernani Andreatta. Prende il via a Sestri Levante l'edizione 2019 del Gran Premio Internazionale di Canto Corale Cora Mare. Alle 21 all'ex convento dell'Annunziata concerto inaugurale del coro ospite Gallina Vocal Group, a cui seguirà quello di altre 4 ensemble della categoria C. Con l'agenda di Telepace si conclude questa edizione di Tigulli Oggi. L'informazione torna domani mattina alle 7:30 con la nostra rassegna stampa. L'informazione torna e continua sul nostro sito teleradiopace.com e sul canale 187 Telepace News. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata.